Kevin Prince Boateng, Kevin Prince è della Fiore e ha preso anche l'Irola. Occhio anche a Nainggolan, occhi della viola, occhi della viola. Buonasera a tutti da Napulello87 e Forza Napoles. Allora, parliamo della Viola, ovvero la Fiorentina, che ha acquistato Kevin Prince Boateng per 1,5 milioni, circa 1,5 milioni, 2 milioni, dal Barcellona. Dopo la stagione che ha fatto al Sassuolo, una grande stagione, ha fatto al Sassuolo, ha siglato 5 gol, tanto di assist, ma soprattutto ha dato una grandissima mano alla squadra del Sassuolo. Con il Barcellona avrà fatto circa 1 o 2 partite, cioè è andato lì tanto per guardare come gioca il Barcellona, perché poi stava nella panchina, stava seduto in panchina e guardava, niente, ha preso pure qualcosa di soldi, sta a posto così Boateng. Ora si è fatta avanti la Fiorentina e ha preso con circa 1,5 milioni, 2 milioni, un giocatore con esperienza, perché Kevin Prince Boateng, prima del Sassuolo, ha giocato anche allo Schalke 04, una squadra che ha giocato l'Europa League quando c'era lui. Cioè, l'esperienza non gli manca a Boateng. Poi ha giocato al Milan, cioè un giocatore che ha esperienza, un giocatore che fa come ruolo trequartista, nasce come trequartista, ma può fare la mezzala, può fare il centrocampista centrale, ma anche il mediano. È un centrocampista dove lo puoi spostare in ogni parte di centrocampo, ovviamente anche in fase offensiva. Non è che ha fatto tantissimi gol nell'ultima stagione del Sassuolo, ma è un centrocampista appunto che, come vi ho detto, dà tanto una mano alla propria squadra, cioè sia in fase offensiva e sia in fase, diciamo, a ricoprire la difesa, avanti la difesa. Ovviamente avrà perso il fiato, non avrà più quel fiato di prima perché ha 32 anni, ovviamente fa più fatica a ricoprire spazi, a tornare ed andare in avanti. Cioè, se lo vuole ripiegare a centrocampo, quello sta lì, però anche come trequartista. Secondo me il suo ruolo proprio è da farlo giocare come trequartista. Comunque, 32 anni, un altro paio d'anni nella Fiorentina potrebbe farli bene. La Fiorentina si va a prendere un giocatore con molta esperienza. Dopo l'acquisto di Boateng, la Fiorentina non si è fermata qui perché prende anche l'Irola dal Sassuolo, il terzino del Sassuolo, quello giovane, un giovane. Allora, il mio parere è che ci vogliono in una squadra sia giocatori di esperienza e sia giovani per farli crescere. E secondo me ha fatto 2 ottimi acquisti. Ancora non è, diciamo, definita la cifra per l'Irola, per quanto lo pagano, ancora non c'è l'ufficialità, mentre per Boateng c'è l'ufficialità. La cosa si farà tra l'Irola e la Fiorentina, c'è questione di ore, di qualche giorno, ma si farà. L'Irola sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, secondo me. Per quanto riguarda il centrocampo, la Fiorentina sta cercando un altro profilo importantissimo, ovvero Nainggolan, Radja Nainggolan. Anche lui ha sull'età sui 32-33 anni, se non mi sbaglio. E comunque anche Radja Nainggolan è un centrocampista di un'enorme potenzialità. L'abbiamo visto al Cagliari, che è proprio esploso. Da lì è nata la sua cavalcata, diciamo, da lì è cresciuto come giocatore. Poi è andato alla Roma, che ha fatto la migliore stagione nella Roma, anche andando a giocarsi i quarti, la semifinale, insomma, mi sembra la semifinale di Champions League Nainggolan, sì, se non mi sbaglio, che poi è andato fuori con Liverpool. Poi è andata all'Inter e non si è ripetuta la stessa stagione che ha fatto a Roma. Nainggolan in una piazza come Firenze si rimetterebbe in gioco. Ovviamente c'ha un po' la testa così Nainggolan, cioè non è proprio un uomo serio, perché se ne va in discoteca e fa altre cavolate, c'ha un po' la testa mattarella. Però come giocatore non si discute, è un giocatore che ha tecnica, qualità, un grande tiro da fuori area e secondo me può dare una mano a questa Fiorentina. Servono dei giocatori del genere alla Fiorentina, dei giocatori forti e con esperienza. Pensate una Fiorentina con Nainggolan e Boateng. Poi ovviamente prende l'Irola, resta qualche giovane nella Fiorentina, comunque rosa.
se non va via Chiesa anche Chiesa, cioè la Fiorentina costruirebbe veramente una bella squadra. E chissà che quest'anno non si potrebbe magari tentare di giocarsi un posto in Europa League, magari tentare. La squadra si dovrà trovare tutti insieme perché saranno innesti nuovi e qualche giocatore sarà andato via. Per questo dovremo vedere c'è un nuovo sistema, cioè tutti si dovranno organizzare tra di loro, non sarà facile il primo anno, però potrebbe veramente costruire una bella squadra. Se prenderebbe Nainggolan, veramente secondo me potrebbe giocarsi il posto in Europa League. Ovviamente non si dovrà fermare a Nainggolan, Boateng e Lirola, dovrà fare qualche altro colpo la Fiorentina. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate di questi due colpi che ha fatto la Fiorentina, uno ufficiale, l'altro quasi, è il possibile colpo di Nainggolan che anche lui ha detto sì alla Fiorentina, sarebbe disposto ad andare alla Fiorentina, ma tutto sta da vedere, cioè l'Inter che prezzo spara, è tutto lì, diciamo, se l'Inter ti spara una cifra, non lo so la Fiorentina fino a quando potrà andare a pagare il giocatore, fino a quando vorrà sborsare per Nainggolan. Tutto dipenderà dall'Inter, dalle due società, perché la voglia di Nainggolan di andare a Firenze c'è. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napuliello87. Buona serata a tutti e buonanotte a tutti per chi è già andato a letto e forza Naples!